Luis Business School, hub veneto delle Dolomiti, nella sede di Palazzo Bembo, si è insediato il nuovo Corporate Advisor Board. La nuova squadra è stata presentata con i protagonisti che si sono confrontati sui temi dello sviluppo dei sistemi produttivi e di promozione del territorio. Probabilmente finalmente Belluno si apre a delle scuole molto importanti, prestigiose. Abbiamo fatto fatica, sì, abbiamo fatto fatica, ma vediamo che quando riusciamo a portare a casa progetti così importanti, poi su questo territorio c'è obiettivamente molta fame, le cose funzionano. Un percorso che è stato in passato anche travagliato, perché i tempi della burocrazia, del fare non sempre sono compatibili con i tempi dell'industria, perché l'industria oggi chiede velocità, no? Però io devo ringraziare il presidente Abete in particolar modo per averci creduto a Belluno, un piccolo centro che può diventare oggi un grande centro anche per la formazione. Il dialogo costante con il sistema produttivo è da sempre un elemento centrale dell'approccio educativo della Luis Business School, che assicura un continuo aggiornamento di contenuti e metodologie in linea con le competenze richieste dal mercato. In questa prospettiva, la Luis Business School promuove un ecosistema integrato di conoscenza, ricerca e innovazione, capaci di accompagnare la crescita di persone e organizzazioni. Noi abbiamo ormai da alcuni anni dedicato attenzione a Belluno proprio perché sta al centro di una realtà molto viva, quale è quella del territorio e del settore dell'occhialeria in modo particolare. Nella nostra strategia multi-hub, cioè cercare di far connettere luoghi diversi e persone che fanno formazione in luoghi diversi e quindi in realtà economiche e industriali diverse, Belluno rappresenta un po' un unicum, perché noi attualmente siamo presenti oltre che a Roma, a Milano, ad Amsterdam e a Dubai, e quindi Belluno è l'hub più piccolo e più particolare